L'obiettivo della nostra presenza qui era presentare il nuovo logo dell'azienda Carpene Malvolti, la quale nel 2021 ha deciso di fare un rebranding del proprio logo, tornando in realtà al marchio storico del 1868. Noi siamo stati onorati sin dal primo momento quando siamo stati contattati attraverso la nostra Università di Parma e ci siamo subito messi a lavorare, a ricercare informazioni, abbiamo visitato l'azienda grazie alla gentilezza estrema di tutta la famiglia Carpene Malvolti e sin dal primo momento abbiamo proprio lavorato in team, è stato molto divertente e non poteva finire meglio che venire qui a Vinitaly e presentarlo davanti a tutti. È un'emozione unica, ripercorrendo appunto quello che è la nostra storia per proiettarla al futuro attraverso un asset fondamentale che unisce il mondo, unisce tutti i popoli e chiaramente il nostro paese attraverso tutte le sue manifestazioni. L'asset principale è la cultura e questo è l'asset che da sempre il nostro fondatore ci ha insegnato a seguire e a perseguirlo nei valori fondanti dell'impresa, per cui il nostro compito è relativamente facile. Seguire le sue indicazioni attraverso quelle che sono state i suoi due primi assunti, quello della scienza e della coscienza, quindi l'approfondimento scientifico di ogni aspetto e il rispetto etico di quelli che sono i valori di ogni paese, di ogni cultura. Bene, attraverso questi concetti abbiamo ancora una volta accompagnato gli giovani, in questo caso dell'Università di Parma, a presentare loro stessi quello che è il nostro stato progetto di rebranding, che ha messo al centro ancora una volta il nostro marchio storico, il primo marchio storico. E in assoluto qui davanti a me, accanto a me abbiamo 3 bottiglie che al meglio sintetizzano questo passaggio. La prima bottiglia in assoluto in cui oltre al marchio Carpene Malvolti compare per la prima volta la parola champagne italiano, al tempo si poteva fare nel 1868, poi la prima bottiglia nel 1924 che riporta la parola Prosecco per la prima volta in etichetta e l'ultima quella che racchiude in sé il marchio storico, la prima che nasce nel 2021 e che oggi al Vinitaly presentiamo ufficialmente. Questa è la migliore sintesi di una strategia che sta nella mission dell'azienda, quella di condividere il passato per determinare nel futuro. Credo che il valore che più di tutti abbiamo apprezzato e imparato è quello di mai dare per scontato, diciamo, il nostro passato, ma anzi valorizzarlo, ricordarlo e proprio capire che è dal passato che dipende il presente e soprattutto il futuro. E quindi il passato non è il ieri che va dimenticato, una pagina chiusa, ma è sempre attuale, è sempre presente, perché senza passato non siamo nessuno. Quindi credo che il valore principale che ci ha insegnato Carpene Malvolti è avere rispetto per il nostro passato e anche per il nostro territorio, per le nostre origini. Credo sia fondamentale che ogni territorio, che ogni popolo di ogni specifico territorio, a maggior ragione di quei territori come il territorio di Conegliano Valdobbiadene, che è particolarmente avocato ai temi della viticoltura e che fra l'altro di recente, come sappiamo, 3 anni fa ormai, nel luglio 2019, è stato insignito del più importante riconoscimento come territorio culturale da parte dell'UNESCO, abbia questo mission. Tutti quanti noi dobbiamo avere questa mission, quella di approfondire le nostre radici, perché attraverso le nostre radici, percorrendo i passaggi storici, possiamo approfondire meglio gli aspetti culturali e proiettarli appunto al futuro. Per cui questa occasione, come altre che noi abbiamo perseguito ormai da 10 anni attraverso un progetto che si chiama Generazioni di OCG, che portiamo avanti con gli studenti soprattutto della Scuola Econologica di Conegliano, che ogni anno conta circa 2000 studenti, ma non fosse altro anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con altre università, come abbiamo visto con quella di Parma, e il prossimo anno con tutte le università della Campania. Per cui all'insegna della cultura ancora una volta riusciamo a superare barriere, a superare difficoltà. Considerate che proprio un anno fa, nel 1922, la nostra azienda ripartiva. C'era stato proprio un momento di inaugurazione dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la distruzione della Prima Guerra Mondiale, l'azienda appunto aveva avuto una resurrezione di questo proprio in tempo di Pasqua. Da lì siamo ripartiti, oggi sono proprio 100 anni da quella data, quindi oggi è un giorno importante, storico, in cui ancora una volta noi parliamo di cultura.